E buonasera a tutti gli amici collegati qui su Lombardia TV a Che Calcio Che Fa, il nostro piccolo format che abbraccia ovviamente tre nostri settori di comunicazione, quindi la televisione, la radio e il web. Il calcio è stato protagonista in questa ultima settimana con le coppe, indubbiamente anche il campionato ha ancora degli ultimi responsi da dover dare nella prossima partita, appunto il prossimo turno di campionato, ne mancano 4, molto importante sarà questo perché deciderà nelle ultime 3 indubbiamente chi sarà più disperato e chi non lo sarà indubbiamente, quindi l'importante è comunque vincere, andare a vincere subito la prossima partita per tutte le squadre che sono in qualche modo alla rincorsa di un obiettivo come indubbiamente il raggiungimento dei posti della Champions League e ovviamente la retrocessione. Infatti ci saranno 3-4 partite molto importanti dove ci sono questi incroci tra la parte alta e la parte bassa. Durante la settimana ci sono state poi le partite di Coppa, ci sono state delle bellissime partite, quindi indubbiamente parleremo anche di questo e lo facciamo ovviamente con degli amici che riguardano appunto l'ambiente del giornalismo ma anche della radio e della comunicazione in senso stretto, e quindi lo faccio volentieri con il primo ospite e quindi ho il piacere di appunto annunciare Valerio Esposti, giornalista e scrittore. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ecco, da Sant'Angelo Lodigiano, giusto? Da Sant'Angelo Lodigiano, passato anche di questione politica, diciamo che quindi è una cosa che ti interessa per ciò che riguarda il sociale, e non ultimo il fatto che abbia scritto dei libri in passato e l'ultima sua fatica che si intitola Un incontro è per sempre, vediamo la slide. Eccolo qua, edito appunto self-made, giusto? Un incontro per sempre dove la metà degli introiti sono devoluti in beneficenza. Vuoi parlare un attimo prima della beneficenza, poi dopo ci approfondiremo un po' di più il libro perché dobbiamo presentare l'altro ospite. Sì, sicuramente c'è un aspetto sociale in questo progetto, nel senso che, come già spiegato, la metà del ricavato delle vendite di questo libro è totalmente devoluto a un'associazione che si occupa di minori in difficoltà. E lo dico anche il nome, si chiama Kairos, sì? Ed ha sede a Vimodrone, nel senso che c'è questa comunità che poi è omonima dell'associazione dove si svolgono queste attività a favore dei ragazzi minorenni, e quindi ho deciso di fare questa scelta. Insomma, tutti quelli che leggono e leggeranno questo libro, questo racconto, sanno che appunto la metà andrà a questa associazione. Tra parentesi, Che Calcio Che Fa, nel nostro format esiste anche una piccola finestra che riguarda appunto la beneficenza, quindi alla fine ci sarà il riferimento a un ente a cui appunto con cui uno può collaborare indubbiamente. Un incontro è per sempre, come del resto mi sono incontrato già negli ultimi anni con un amico di vecchia data che si ripresenta qui da me a parlare di calcio, ma io lo vedo ogni lunedì per parlare invece di calcio in radio, e quindi ho il piacere di avere il direttore di Silvio Music Radio, Marco Rachella. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti. Ecco, so che sei un po' reduce da interviste anche importanti, sei anche quindi molto stanco e soprattutto sei arrivato qui sapendo che oggi è il tuo compleanno, quindi mi dispiace che non c'è la torta, quindi ti facciamo gli auguri in diretta. Grazie Fulvio, sì, oggi è il mio compleanno, ma poco conta, forza Milan e basta, così ti faccio arrabbiare. Che siamo subito. arrivati a questo livello. Così ti faccio arrabbiare subito. Va bene, no, io sono il conduttore, tu sai che i conduttori non hanno un'anima, no? E quindi invece non è vero. Va bene, allora senti, ritorniamo invece per Un incontro per sempre, una piccola diciamo descrizione del libro, come diciamo si svolge la trama, ovviamente brevemente perché abbiamo tanti argomenti da parlare. Certo, intanto ti devo confessare che a questo punto sei circondato, perché sono anch'io milanista, quindi... Va bene, fate voi la trasmissione a questo punto qua. Ma sai, devo dire la verità che io continuo a invitare degli ospiti in radio, al di là della colorazione della radio che è rossonera, ma è una casualità e non è che le vado a cercare apposta, la maggior parte sono proprio rossoneri, quindi c'è un'attrazione, un polo, devo fare un blitz e colorare di altri colori. Magari un messaggio subliminale che tu non devo sai, cambiare squadra. Probabilmente questo. Ne parleremo comunque di questa vostra squadra che sta attraversando un momento perlomeno complicato. Torniamo sul libro, a parlare del libro, Un incontro è per sempre. Sì, Un incontro è per sempre è ispirato a una storia vera, nel senso che in queste pagine, premetto,
essendo un racconto, chiaramente la lunghezza non è quella di un libro, quindi sono 44 pagine, una storia quindi descritta in maniera abbastanza sintetica. Quando dico che è ispirato a una storia vera, significa che l'ambientazione ha tutti i crismi, diciamo, del vissuto. Quindi io ho intervistato la persona, uno dei due protagonisti, perché di Un incontro per sempre i protagonisti sono due. Io comincio a dire i loro nomi intanto, Claudio e Stefano, poi magari dopo scopriamo anche altro di Claudio e Stefano. Beh, anche perché poi Claudio e Stefano, indubbiamente in una storia così breve a livello di proprio cartaceo, diciamo, chiamiamolo così, di libro, vuol dire che è una storia molto particolare e intensa soprattutto, quindi ci deve essere un qualcosa che quindi mi incuriosisce tantissimo. Infatti mi soffermo un attimo sul termine intenso, beh, anche vero, perché è il motivo per cui ho deciso di mettere nero su bianco questa storia, che per certi caratteri è unica. Sicuramente molto particolare, ma non vorrei esagerare dicendo che è unica. Quindi, come dicevo, partiamo dal titolo innanzitutto, perché Un incontro per sempre l'ho scelto come titolo proprio per innanzitutto dare un messaggio, nel senso che nella vita, se noi cominciamo a riflettere su questo aspetto, tutte le persone che contano veramente per noi, quindi possono essere amici, conoscenti, affetti, oltre familiari naturalmente, alla fine, preso singolarmente, ognuno di questi è un incontro è per sempre. Però per questa storia in particolare che cosa succede? Quindi facciamo un passo oltre. Prima ho detto Claudio e Stefano. Bene, ora vi dico che Claudio è un prete, Stefano è un ragazzo. Ai tempi della storia era un minorenne, oggi ormai è un adulto, diciamo, è ancora giovane ovviamente, ma è un adulto. La storia inizia praticamente per caso, come penso inizino per caso tutte le storie più belle della vita. E non è solamente, come dire, una frase così di circostanza, penso che sia veramente una cosa vera, nel senso che ci sono queste due vite che a un certo punto, anzi per anni, queste due vite hanno viaggiato in modo parallelo, quindi viaggiando in modo parallelo ovviamente non si incontravano. Però succede qualcosa ad un certo punto. Ma questo sì, non si può dire perché altrimenti magari si svela un po' il libro, no? Credo che quindi questa dovrebbe essere la parte, diciamo, di curiosità. Comunque ha un lieto fine, finisce bene, dà comunque delle giuste indicazioni probabilmente. Diciamo che a un certo punto le loro storie si incrociano, ovviamente non sveliamo perché. Il finale in realtà, essendo una storia vera, quindi vita vissuta, è ancora da scrivere. È ancora da scrivere. Non è una favola, non è, posso dire, una storia ideale, è vita vera. Beh, la cosa interessante che mi è piaciuta in questa tua descrizione è il fatto che effettivamente tutte le persone che incontriamo, anche noi stessi che ci incontriamo qui, sono delle persone che quindi sono degli incontri che sono per sempre, perché ci ricordiamo comunque dai nostri amici di quando eravamo magari alle scuole, alle elementari, o senza lasciar perdere ovviamente dimenticare gli affetti che ognuno di noi ha. Quindi l'incontro, effettivamente l'incontro proprio fisico tra due persone che si incontrano, al di là, diciamo, dei ruoli che possono avere le persone, sono effettivamente per sempre. Quindi questa è una cosa che anche se vedi una persona, in fin dei conti ti ricordi quella persona per sempre. Quindi è una cosa su cui bisogna un po' ragionare, molte volte ci dimentichiamo anche di personaggi nel tempo, poi bisogna vedere anche la qualità dei personaggi. Ovviamente il personaggio che non si può dimenticare in questa settimana invece calcistica è un grandissimo giocatore che secondo me in questo momento è il numero 1 assoluto, però rappresenta sempre una sorta, diciamo, di quesito che in qualche modo deve essere rivolto ai vari operatori, nel senso che c'è una pattuglia importante che definisce il più grande giocatore di quest'epoca, diciamo degli ultimi 10 anni, in Cristiano Ronaldo, e altri invece riguardano invece Messi. Quindi io adesso domando al milanista direttore della radio da che parte si schiera.
Schierarsi è molto difficile, decisamente molto difficile. Io mi schiero dalla parte di Cristiano Ronaldo, perché purtroppo considero Leo Messi il più grande campione incompiuto, perché gli manca un pezzettino che non è proprio Ino, che è la nazionale. Purtroppo Leo Messi in nazionale non ha mai fatto la differenza come l'ha fatta nel suo club di appartenenza, al quale si è legato a vita, e non è un segreto, non è neanche un segreto quanti soldi guadagna, però la nazionale è quel pezzo che manca ancora a Leo Messi per diventare, credo, il numero uno al mondo di questo periodo. Sì, Cristiano Ronaldo ha fatto vincere un europeo. È vero, la differenza, questa è la differenza importante da questo punto di vista, dal punto di vista proprio prettamente calcistico. Uno è più costruito, l'altro è più talento. L'altro giorno gli ho visto fare a Messi tantissimi ruoli, quindi è un giocatore molto completo, con una freschezza atletica che a 31 anni è molto invidiabile, quindi è un grandissimo giocatore. Insomma, è difficile riuscire a... dipende dai gusti, insomma, personali. Vediamo il gusto personale invece di Valerio Esposti riguardo a questo. Beh, è una scelta veramente molto molto difficile, perché sono due campioni con la maiuscola, quindi veramente è una scelta sul filo del rasoio. Beh, dai, un po' per par condicio io a questo punto dico Messi, un po' perché ovviamente Ronaldo è juventino, quindi no, beh, è una battuta. Va bene, è una battuta, perché... È una battuta naturalmente. Diciamo che sono due generazioni a confronto, nel senso che per quanto la differenza di età non sia così grande, però sono due, passatemi il termine, due macchine da gol completamente diverse. Ronaldo è un'immagine sostanzialmente. Messi lo vedo più proprio come l'icona del calcio, ecco, in questo momento. Sì, diciamo, quindi insomma con un peso, diciamo, un po' più preponderante come icona, quindi rappresentativa. L'immagine invece è un'immagine curata, quindi definita in un ottimo backstage, con un ottimo backstage, belle luci di ripresa, il tatuaggio, no, lui non ha i tatuaggi, comunque vabbè, in queste epoche così particolare. Mi dai anche il là però comunque per ritornare a bomba, perché si sa che il Calcio che fa tratta vari argomenti e anche vari sport. Tra parentesi, abbiamo avuto recentemente Marco Bambini e Dario Ricci per il libro appunto di Bambini che riguardava il pugilato, quindi io non posso non farti fare un piccolo riferimento a un grande campione che è appunto Fragomeni, e di cui appunto hai scritto la sua biografia, giusto? Ha aiutato in questo, ed è un libro che è uscito nel... Beh, è uscito nel ormai 2013, poi l'editore, che è Tea, ha deciso di fare l'edizione tascabile, che è ancora in circolazione. Un libro che ci ha dato veramente soddisfazioni enormi, perché è andato in finale al premio Bancarella Sport, ma non solo. Questa storia l'abbiamo raccontata in tantissime parti d'Italia, in luoghi anche dove uno non potrebbe nemmeno immaginare di andare a raccontare un libro, quindi è successo in carcere, è successo, diciamo, in tante location, ma che vanno al di là di un semplice posto classico dove di solito si parla di un libro. È stata un'avventura incredibile, oddio, parlo al presente, lo è ancora, nel senso che il libro è ancora, ripeto, in circolazione, si può trovare in tutte le librerie d'Italia. Ecco, io non so, non ho letto il libro, mi ricordo di Fragomeni, però in questo caso, non so se è il caso di Fragomeni, oppure si può identificare Fragomeni il talento o il pugile costruito. Prima parlavamo appunto di talento e parlavamo anche di costruzione del giocatore, no? Quindi tra Messi e Cristiano Ronaldo. Fragomeni com'è? Bene, nel suo caso sicuramente è una storia di riscatto, una storia incredibile, perché veramente potrebbe essere sintetizzato in una frase: da ragazzo di strada a campione del mondo. E penso che... Beh, questo è comune sia all'uno che all'altro, no? Sia a Messi che a Cristiano Ronaldo, forse più Cristiano Ronaldo, no? Magari più... Sì, da quel punto di vista... Cristiano Ronaldo io credo che abbia avuto patito molto... Il passato di CR7 è molto più simile, diciamo, a questa storia, quindi... Bene, sì. Campione vero, tu dicevi
perdonami, non campione costruito, ma diciamo talento, ecco, talento evidentemente c'era, già allora lui ha cominciato a fare pugilato tardi, ma l'ha scoperto subito, prima nei dilettanti, ha fatto tutta la trafila di combattimenti, titolo italiano eccetera, è andato anche alle Olimpiadi, ma poi diciamo è esploso nei professionisti fino a vincere nel 2008 il titolo mondiale a Milano tra l'altro, e nel 2008 e l'anno successivo a Roma nel 2009. Quindi mi sembra di capire che insomma è la sintesi delle due situazioni, talento e costruzione, insomma c'è il talento nel senso che deve avere tante caratteristiche per riuscire a diventare un pugile, ma deve essere anche ben costruito e quindi allenato, e sappiamo quanto si allenano indubbiamente i pugili. Parlando di CR7 non si può non far andare, perché adesso iniziamo una piccola parentesi, neanche tanto piccola, riguardante appunto le squadre di calcio, visto che ormai i verdetti stanno incominciando ad arrivare per ciò che riguarda appunto la Juve ha già vinto lo scudetto, ma ci sono delle squadre che sono a ridosso del terzo e quarto posto, quindi si deve anche pensare a come sarà diciamo l'estate, quindi il calciomercato, e quindi in qualche modo cercare di ipotizzare, essere dei visionari, capire come giocheranno queste squadre e quale sarà diciamo la strategia degli acquisti. Quindi andiamo con la slide numero 4 e vediamo intanto la Juventus che è già arrivata a fine corsa, nel senso che qua abbiamo CR7 007, insomma Casino Royale o Casino Royale, perché qua ancora non si capisce bene se da una parte e dall'altra c'è ancora un Guardiola che gira attorno al posto di Allegri, perché si vocifera ancora questa notiziola riguardo al cambio dell'allenatore, e poi comunque ci sono dei giocatori che devono essere dismessi perché bisogna cambiare qualcosina, insomma, specie in difesa. Chiedo appunto a Marco Rachella quali sono diciamo i luoghi di intervento, i punti di intervento all'interno diciamo della Juventus, o come la immagini la Juventus dell'anno prossimo. Non è una squadra da rifondare, però da integrare sempre con dei giocatori nuovi, perché è il trend di tutti questi 8 scudetti, ogni anno mettere dei tasselli nuovi, sostituire alcuni mettendo giocatori più importanti. Vorrei avere io di questi problemi calcistici in questo momento, però vabbè, al di là delle tristezze parliamo più tardi. Sì, no, dopo ne parliamo, bisogna assumersi le responsabilità. Credo che la Juventus abbia da rifondare, uso questo termine, la difesa, assolutamente, sì, che è uno di quei reparti dove Chiellini ha una certa età, Barzagli ha già dichiarato che non vuole più andare avanti, e Bonucci da solo abbiamo visto che non basta. Poi c'è gli esterni, c'è Alexandro che forse può essere venduto, a destra c'è De Sciglio, Cancelo, però non convincono, quindi insomma la difesa... Guarda, mi rifaccio a un WhatsApp che CR7, visto che l'hai citato, ha mandato a sua mamma adesso, okay, che è girato in rete, che insomma sembra essere vero, dove le dice: io miracoli non ne posso fare. Sicuramente alla Juventus, per diventare quello che... come può averla presa il presidente che ha preso appunto Cristiano Ronaldo? Miracoli non ne posso fare. Era così scarsa questa squadra? No, non era scarsa, ma questo ti fa capire forse la differenza del campionato italiano con gli altri campionati. E l'Ajax, visto che è stata poi l'artefice dell'eliminazione della Juventus, ne è una dimostrazione con la partita che ha giocato martedì, dove tanto di cappello, coppola o cuffietta che io ho in testa, devo dire, quello è calcio. L'Ajax sta tornando a esprimere il calcio che l'ha caratterizzato ai tempi, ha avuto un momento di defiance che è durato circa 8 anni, 9 anni, ma sicuramente adesso potrebbe essere di nuovo il punto per arrivare, ma per arrivare come mentalità, non tanto come espressione del gioco. La verità che il gioco è più o meno lo stesso, sì, no? Sì, è la mentalità quella che cambia drasticamente, ed è il modo. Per tornare a bomba sulla Juventus, Allegri ha già fatto la sua lista della spesa, quindi ha detto che gli serve un difensore, che gli serve un uomo in mezzo al campo e che gli serve un'ala. Detto questo, quando Allegri ha espresso queste opinioni, tutti si sono gettati contro di lui, perché ha detto: ti abbiamo comprato Cristiano Ronaldo, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Voglio vincere la Coppa dei Campioni, come si chiamava ai tempi, Champions League come si chiama adesso,
e insomma sono 8 anni che la Juventus ci sta provando, 8 anni che vince il campionato, ci è andata vicino, ha avuto anche delle sfortune. Perdere la finale ci sta, è una di quelle cose che è imprevedibile, sicuramente la partita secca è imprevedibile, uscire in semifinale, in quarti di finale, ottavi di finale è già un qualcosa che ti deve dare dei, come dire, dei piccoli input per dire guarda che manca qualcosa, e Cristiano Ronaldo non può fare miracoli, cioè se manca la base... Non può fare miracoli, anche perché poi diciamo che si è presentato, sembra, come si dice il detto, il diavolo fa le pentole in ogni coperchio, nel senso che non riesce a comprendere tutto globalmente, nel senso che tu puoi prendere Cristiano Ronaldo, poi dopo alla fine nel momento topico si fa male Chiellini, si fa male Mandzukic, Viviani c'è mezzo servizio, Bonucci si è infortunato, e quindi alla fine... certo, puoi avere dei ricambi, però guarda caso non sei arrivato con il massimo della completezza dell'organico su cui puntavi. Più che altro perché i ritorni di questi giocatori che tu hai detto sono coincisi con la partita chiave, cioè quindi esatto. non c'è stato modo di fare quella, come sul dire, dentro e fuori si sono trovati impreparati. Sì, sul dentro e fuori si sono trovati impreparati perché, e ti ripeto, vorrei averne io in questo momento di questi problemi, le seconde linee della Juventus non sono all'altezza probabilmente delle prime linee, sono all'altezza di tantissime altre squadre, come ha detto Mihajlovic in una famosissima intervista dove lui pensa che qualcosina si poteva fare in più, però insomma... Beh, questo è il rigiro della domanda appunto a Valerio Sposti, che appunto le seconde linee non sono a livello delle prime, quindi vuol dire che per arrivare a raggiungere degli obiettivi, e sappiamo qual è l'obiettivo della Juventus, devi ancora crescere, ma è un discorso solo di uomini o anche di gioco, visto che prima Marco faceva riferimento all'Ajax. Qual è il tuo pensiero, Valerio, riguardo alla Juventus? Beh, è un discorso di uomini, sicuramente, però voglio dire, in questo momento la Juventus ha l'organico migliore in assoluto, voglio dire, in Italia sicuramente, ma credo anche in Europa. È un discorso forse anche di allenatore, ma soprattutto credo che sia un discorso mentale, cioè la Juventus stravincente in Italia, in campionato, eccetera, eccetera, da anni, ci mancherebbe, 8 scudetti consecutivi è un record incredibile, però quando la Juventus va, diciamo, oltre i confini, quindi mi riferisco naturalmente alla Champions League, qualcosa cambia, però capiamoci, non è un qualcosa, non è un dettaglio, evidentemente manca anche un approccio mentale, cioè quindi in fin dei conti, lo sentito dire anche da molti operatori, no? Che il campionato italiano non è allenante per la Juventus. Questa è la cosa che è incredibile, perché vuol dire che non c'è un livello alto delle altre squadre che possono in qualche modo, cioè il Tottenham incontra comunque Chelsea, Manchester City, Manchester United, squadre di un certo livello che rimangono sempre su uno standard di gioco molto alto, infatti corrono tantissimo, no? Da quel punto di vista. Poi magari non sono d'accordo, no. Nel senso che quindi allora, non siamo allenanti, dicono. No, non credo che sia questo il punto. Allora in Champions League chiaramente quando ci sono i turni si gioca tutto sui 180 minuti, ok? In 2 partite, andata e ritorno, poi passando quarti di finale, semifinale, eccetera, partita secca. Scusa, no, anche lì. Però il problema della Juventus è, allora, nel lungo periodo, quindi il campionato. Il campionato è la formula per cui la squadra riesce a costruire l'obiettivo ogni partita, match dopo match, però sul lungo periodo. Evidentemente alla Juventus manca quel qualcosa per cui non c'è quella forza scatenante, che può essere in varie forme, cioè atletica, tecnica, mentale, per cui in quei 180 minuti, la partita è andata bene contro appunto l'Atletico, in cui effettivamente hanno rimesso in piedi la squadra e dal punto di vista proprio tattico, e quindi alla fine sono riusciti a fare una partita tattica completamente differente. Poi l'Atletico, anche lì sono arrivati nella seconda partita, mancavano 2 o 3 giocatori, quindi alla fine ognuno deve fare i calcoli nel momento storico in cui ti deve andare, insomma, la Champions ti deve andare liscia dall'inizio alla fine. Vabbè, insomma, come per dire, il cantiere per l'anno prossimo della Juventus sarà comunque aperto più degli altri anni probabilmente.
Un cantiere che invece potrebbe essere un po' meno aperto, ma soprattutto di sistemazione, questa almeno è la mia idea, però alcuni dicono bisogna cambiare completamente, dovrebbe essere quello invece della slide numero 5, e vediamo un po' quale film ci siamo rifatti. Sliding doors, ovvero sia il Napoli e l'Inter. Sliding doors, se tu prendi una certa scelta, apri una porta, ti ritrovi in una certa soluzione con un tragitto magari nuovo e performante, dall'altra parte ne apri un'altra e ti ritrovi così. Insomma, è molto rischioso, no? il percorso di queste due squadre, nel senso che è stato un anno interlocutorio, specie per il Napoli che non ha investito, ha valorizzato i giocatori della sua rosa, e invece dall'altra parte l'Inter ha cercato invece di fare una sorta, diciamo, di upgrade del proprio gioco, ma per problemi anche, sappiamo, anche interni ci sono state delle difficoltà da questo punto di vista. Quindi però sono due organici che tutti reputano a ridosso della Juventus molto importanti. Quindi io domando se questo sliding doors è in senso positivo o in negativo per il futuro sia dell'una che dell'altra. Sentiamo Marco. Allora, parlare di Carletto Ancelotti non è mai semplice per me, però detto questo, purtroppo, il buon Carletto non me ne voglia, devo definire l'annata del Napoli estremamente deludente rispetto a quello che è stato Sarri l'anno scorso, quindi il Napoli di Sarri, dove c'è un divario di punti non indifferente. Ha fatto il record Sarri l'anno scorso. Sì, non indifferente, ma soprattutto il gap con la Juventus secondo me si è allargato ancora di più. Tu hai parlato di non investimento perché hanno puntato sull'allenatore. Allora, se era un percorso a lungo termine dove l'allenatore è stato il primo step e poi quest'anno, quindi intendo il calciomercato che deve arrivare adesso, è l'anno in cui loro comprano il loro Cristiano Ronaldo, sì, che possa essere chissà chi, allora posso capire questa annata interlocutoria. Di certo non posso capire i risultati sportivi che ci sono stati, dove il gioco del Napoli è stato sicuramente meno spumeggiante e meno brioso di quello che è stato rispetto a quello di Sarri. Ok, prego. Fermiamoci al Napoli, sentiamo Valerio riguardo a questo. Quindi insomma l'allenatore ha dovuto fare un po' una sorta di screening di tutta la rosa. Ci sono stati anche un paio di giocatori che erano anche a rischio partenza, tipo Allan per esempio a gennaio, e quindi l'anno prossimo dovrebbe in teoria inserire 2 o 3 giocatori, un po' quello che dovrebbe succedere anche all'Inter. Se è d'accordo così, c'è bisogno del grande giocatore in assoluto, come appunto paventava Marco, in un eventuale CR7 che possa fare quel salto magari anche solo mediatico. Ma come Marco anch'io ho una certa ammirazione per Ancelotti, perché insomma lo ricordo al Milan. So, nostalgia canaglia, oggi è una giornata di Amarcord. Non solo come allenatore ma come persona, cioè, grandissimo allenatore. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente a Milanello, e insomma una persona veramente eccezionale, cioè ti trasferisce allo stesso tempo carisma e serenità, quindi penso che per dei giocatori sia la cosa migliore. Poi naturalmente nello spogliatoio, sul campo allenamento, è ovvio che ha un approccio diverso rispetto a quello esterno, perché ovviamente si rivolge ai propri giocatori, quindi è tutta una cosa diversa. Però anch'io come lui nei confronti di Ancelotti ho veramente una grande ammirazione. Il Napoli l'anno prossimo quindi cosa fa? Ecco, tra carisma e serenità. Allora, secondo me il Napoli, per quanto quest'anno abbia avuto un'annata, sono d'accordo, deludente dal punto di vista del gioco dei punti, l'anno prossimo saprà riscattarsi, perché il miglior acquisto effettivamente del Napoli è stato Carlo Ancelotti. Evidentemente ha bisogno di un anno di tempo per rodare, per far sì che la squadra, l'ambiente napoletano rientri tutto in un certo meccanismo, in un certo stile, in un certo modo di gioco. Io sono convinto che se l'anno prossimo insomma dovesse essere confermato il nome di Ancelotti, e credo lo sarà, insomma farà grandi cose, secondo me. Quindi dici non tanto voglio dire sull'organico, ma la conferma dell'allenatore sarà secondo me il miglior acquisto della prossima campagna del Napoli, questo sì.
Vabbè, questo si sa, insomma, indubbiamente è un valore aggiunto, secondo me il secondo allenatore al mondo, e quindi ci sta andare dietro ai dettami di un allenatore di questo tipo. È chiaro che qualcosina deve essere fatto a livello di ingresso, perché altrimenti i nostri amici napoletani si arrabbiano un po'. Credo che siamo arrivati un attimo alla pausa pubblicitaria prima quindi di affrontare l'argomento Inter, e quindi vi lascio lo zucchero nella seconda parte del Che calcio che fa. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Mi raccomando, scaricate l'applicazione SM Radio, cioè www.smradio.it, perché altrimenti quel direttore chiaramente si inalbera, anche se è il suo compleanno, quindi sarà un po' più tranquillo e rilassato. Però ovviamente bisogna collegarsi per ascoltare SM Radio, seguitela perché è una radio a tutto tondo, generalista, tratta la musica ma anche tantissimi altri argomenti durante la settimana con un palinsesto molto vario. Poi se volete sentire ovviamente un'oretta di calcio, sapete benissimo che il calcio che fa è a lunedì dalle 15 alle 16. Bene, a questo punto introduciamo quel slide indoors della slide precedente che riguarda appunto l'Inter. So che non avevi altro che da dire che anticipare questo argomento, quindi sentiamo Marco, cosa mi racconti di questa Inter rispetto al Milan? No, però diciamo. Allora, fossimo su Twitter ti direi hashtag Amala, punto. Non c'è altro da dire. L'Inter è sempre stata una grandissima incognita. Io non penso oggettivamente che il caso Icardi e tutto quello che c'è stato alle spalle, a meno che non sia stato tenuto nascosto prima che esplodesse, abbia influito sui risultati sportivi. Oggettivamente penso che l'Inter abbia dei limiti oggettivi come al Milan e come hanno tutte le inseguitrici della Juventus, e penso che da ogni anno, da 7 anni a questa parte, l'Inter come il Napoli, come la Roma si dichiarano le antagoniste all'inizio del campionato, per poi dopo una decina di giornate essere ampiamente smentiti da quelli che sono i risultati sul campo. Per quanto riguarda l'Inter, personalmente penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, non sono convinto sia l'allenatore giusto per una piazza come Milano oggettivamente, ma questo l'ho sempre dichiarato, nonostante io reputi che sia uno dei primi 5 allenatori italiani per mentalità e per la voglia che ha di esprimere il suo gioco. Purtroppo o non c'è stato il feeling con i giocatori, oppure i giocatori che ha non sono quelli giusti per esprimere questo 4-2-3-1 che poi camuffa in un bellissimo 4-4-2 in fase difensiva. Oggettivamente il caso Icardi non lo vedo, come ti ho detto, il motivo per il quale l'Inter si ritrova a non so quanti punti dalla Juventus. Quindi vuol dire che è una sorta di parafulmine delle manchevolezze dell'allenatore da un certo punto di vista. Icardi è stato un qualcosa che non ci voleva in quel periodo sicuramente, ma che non ha nuociuto all'Inter. Oggettivamente quando Icardi è venuto a mancare, sia per i suoi finti o veri problemi fisici al ginocchio, sia per questioni tecnico di rinnovo di contratti o meno, l'Inter ha fatto un filotto di risultati dove penso si sia vista davvero quella che è la mentalità di Spalletti. Prima però in questo va a favore indubbiamente di Spalletti. Ma certo che va a favore di Spalletti. Perché sappiamo benissimo che un centravanti più statico, meno di manovra, non è il centravanti che ha sempre avuto, come nel passato aveva falso 9 era Totti, tanto per dire uno. Ovvio. Poi voglio andare con Vucinic, Menez, ma lo stesso Dzeko.
Certo, ma infatti io ti ripeto, non credo sia colpa di Icardi, ma credo che sia colpa colpa tra virgolette, ovviamente, per la rosa che ha a disposizione. Quindi o si rifonda una rosa e quindi ripartiamo tutti da zero e via andare. E allora uno sliding doors pesante, una ricostruzione pesante. È uno sliding doors pesante per quanto riguarda, secondo me, l'Inter, come per quanto riguarda il Milan. Cioè io penso che quello ne parliamo dopo. Quello ne parliamo dopo. Va bene, allora ne parliamo dopo. Allora, sliding doors pesante, prendiamo questo spunto per sentire non se per il Napoli, ma per l'Inter. Ecco, sì. Allora quindi il Napoli prosegue, mi sembra di capire, sulla stessa falsariga, magari qualche piccolo inserimento. L'Inter invece deve cambiare drasticamente, probabilmente anche guida tecnica. Sei d'accordo da questo punto di vista oppure no? È giusto proseguire con uno sliding door più positivo, meno pesante che quello profetizzato da Marco? Beh, effettivamente per l'Inter ci vuole una scelta drastica a tutto campo, nel senso che in questo momento, o meglio, in questo momento che poi vuol dire mesi, l'Inter non ha un vero e proprio leader. Perché sono d'accordo, Spalletti per quanto allenatore di qualità, però non ha, probabilmente gli manca quella forza, quel carisma stesso alla Mourinho. Adesso faccio il nome. Tu parli come allenatore leader, secondo te? Sì, ma attenzione, io faccio un discorso complessivo, nel senso che ok, tu puoi avere dei bravissimi giocatori, poi però un allenatore che è così, quindi i risultati insomma mancano. Bisogna fare un'analisi secondo me a tutto tondo, quindi prende in considerazione anche l'allenatore. La stessa cosa vale per lo spogliatoio, nel senso che io non vedo nella rosa dell'Inter un vero e proprio leader, o meglio, Icardi lo è stato fino a un certo punto, anzi, o pareva essere, probabilmente pareva esserlo, addirittura per qualche mese l'Inter sembrava Icardi dipendente, poi il giochino si è rotto. Purtroppo per loro è iniziata questa telenovela legata Icardi, Vandanara, Icardi, cioè una cosa veramente triste. Insomma, lo sliding doors mi sembra di capire che deve essere abbastanza pesante, sì, anche sì, in questo caso qua. Ma allora se lo sliding doors è così pesante, ma allora per il Milan come dovrebbe essere questo sliding doors? Però a questo punto andiamo avanti con la slide, perché il discorso del Milan è in qualche modo collegabile anche a altre due squadre, una la Roma inizialmente, il Milan e la Lazio, nel senso che la Roma ha avuto uno tsunami secondo me anche societario, cambiamento, personaggi mandati via, Totti che comunque vuole avere una certa probabilmente voce in capitolo, il Milan ha fatto bene secondo me con Gattuso, con un organico abbastanza ridotto nelle scelte, nelle alternative, e la Lazio è sempre monotematica, nel senso che ha migliorato a livello difensivo e peggiorata a livello offensivo. L'anno scorso segnava tanto, però prendeva tanti gol, quindi l'allenatore bisogna anche vedere cosa farà Inzaghi, quindi può cambiare molto. È chiaro che lo Tito non è uno che ami in qualche modo cambiare, perché ovviamente vorrebbe dire mettere mano al portafoglio. Sono tre situazioni abbastanza similari, oppure no? Marco, secondo te? Allora, non mi trovi per niente d'accordo sulla Lazio, che considero essere una delle squadre che stanno esprimendo, dopo che Inzaghi ha avuto il coraggio e i giocatori per ritornare a questo 4-2-4 ultra fantasia che sta schierando in campo ultimamente, che è il suo modo di giocare, che è la quadra della Lazio, che non penso abbia bisogno di una profonda revisione di squadra. Ha bisogno di medi discreti innesti nelle seconde linee, punto. Anche perché poi uno potrebbe fare ragionamento per questo campionato, per questo livello di campionato, tutto sommato l'anno scorso se l'è giocata fino all'ultimo, il quarto posto, adesso è un po' in ritardo, però si può ancora giocare. Tralasciamo quello che è successo l'anno scorso nell'ultima partita con l'Inter, perché nessuno ne vuole parlare, non sarò certo io a dire che l'Inter ha vinto per un rigore di un giocatore che era già stato venduto all'Inter, ma andiamo avanti perché è giusto che sia così, perché ogni tanto bisogna ricordarle certe cose. La Roma la riassumiamo in una parola: Ranieri, il suo allenatore. È arrivato lui e
dopo una partita dove si sono visti ancora, va bene, dei residui di quello che era la vecchia gestione, ha rimesso in rotta una squadra dimostrando come l'uomo allenatore può cambiare veramente quello che è uno spogliatoio. Lì c'è stato proprio un patto tra giocatori e allenatore dove si sono detti: signori, abbiamo 12 partite, quindi 10 in teoria partite. c'è stato un problema interno. Secondo te Ranieri è comunque un allenatore, anche quando venne all'Inter, un Inter disastrata, fece un filotto di 8-9 partite e poi crollò tutto, però questo vuol dire che riesce a dare un'impostazione, no? Assolutamente sì, anche perché è un uomo tutto d'un pezzo lui, e io l'ho conosciuto personalmente e ti posso dire che è veramente una di quelle persone squisite, cioè è un finto buono, perché poi nello spogliatoio si fa anche sentire, ovviamente. Se devo parlare del mio Milan, ti dico... No, ma ti fermo qua, guarda. Ok. Voglio lasciarti un attimo con la parte dolce in fondo. Va bene. Sentiamo invece appunto la Lazio, visto che lui ha anticipato le due romane, Lazio e Roma. Il tuo pensiero riguarda questo? La Lazio sembrerebbe una squadra con pochi innesti, perché mantiene sempre una situazione abbastanza monocorde, e dall'altra parte invece una Roma che ha un nuovo allenatore che poi non sarà Ranieri probabilmente, parlano di Conte, ma comunque c'è un cambiamento di giocatori e anche di modulo. Beh, io credo che tra le due romane sicuramente quella messa peggio in assoluto sia proprio la Roma, perché la Roma probabilmente, strappando una formula, deve ancora elaborare il lutto, e il lutto si chiama Totti, cioè l'uscita di squadra di questo grande campione probabilmente ha lasciato un vuoto anche di simboli, perché la Roma era Totti, insomma, era identificato in lui. Ma forse purtroppo, adesso vuole essere un po' cattivello, ma lo è ancora adesso Totti, che è un giocatore dirigente ingombrante, no? Ci sono questi giocatori che Rivera negli anni 70 voleva essere Del Piero nella Juventus, lo è Maldini, giocatori poi con grande esperienza, carisma, no? Fanno o non fanno il bene delle squadre? Anche lo stesso Zanetti all'Inter. Ma dovessi scegliere un termine per descrivere lo stato attuale della Roma, è smarrimento, proprio smarrimento dovuto ai risultati, smarrimento dovuto a questa stagione che è stata parecchio deludente. A mio parere il prossimo campionato un motivo di riscatto, e quindi anche gli sliding doors, veramente la conferma di Ranieri potrebbe essere il punto di svolta. Sì, che poi l'organico va rivisto. Lui dovrebbe diventare direttore sportivo, no? Quindi in teoria una linea che si intraprende, un po' la Ferguson forse, però bisogna vedere, perché se c'è uno come Conte no, non possono, secondo me sono incompatibili assolutamente, no? Quindi però comunque un day after indubbiamente per la Roma secondo me c'è, perché qua devono cambiare molte cose. Esatto, no? Esatto. Ecco perché questo smarrimento, diciamo, globale, cioè, deve essere intaccato, deve essere modificato. Allora come fare? Partire appunto dalla testa, e la testa intendo l'allenatore. E da quel punto di vista non la vedo come te, non sono d'accordo, perché due personalità, due soggetti, due personaggi soprattutto come Conte e Ranieri non possono assolutamente coesistere. Vediamo un attimo di nuovo la slide per centrare adesso il centro appunto della discussione, la numero 6, sempre sul Milan. A questo punto io voglio saltare questa parola smarrimento che tu hai coniato per la Roma, la possiamo in qualche modo mutuare per la causa del Milan, caro Marco? Allora, io credo che, te lo farò in maniera molto sintetica, il mio pensiero, che siamo quasi agli sgoccioli. Io credo che sia stato compiuto un miracolo da Gattuso fino al derby. Perché tra 1000 infortuni, squadra ridotta, giocatori della primavera in panchina, arrivare addirittura a superare l'Inter ed essere terzi è stato un miracolo. Ma dopo che purtroppo c'è stato quel litigio plateale tra Chessy e Biglia, visto da milioni e milioni di spettatori, credo che in quel preciso momento all'interno dello spogliatoio si sia rotto qualcosa di grave, che poi ha avuto una ricaduta con l'esposizione della maglia di Acerbi, sempre con Chessy protagonista.
Il Milan adesso è in ritiro punitivo, lo sappiamo tutti, per il ritardo di Bakayoko. Adesso hai anche un obiettivo, perché la prossima la devi vincere, quello diceva all'inizio della trasmissione, queste partite qua devono essere vinte, non si può pensare di andare a pareggiare una partita. Bisogna vincere da qui fino alla fine, perché quindi devi stare sul pezzo, quindi se la squadra è un po' farfallone in questo momento, giusto il ritiro. Infatti il discorso che deve essere fatto adesso all'interno del Milan, dello spogliatoio, società, è il discorso che ha fatto Ranieri quando è arrivato alla Roma. Cioè, ragazzi, abbiamo un obiettivo, uno solo, adesso mettiamo da parte tutto il resto, ci concentriamo e quindi ritorniamo a, come direbbe Gattuso, sputare sangue sul campo e a correre per due, anche se sei da solo, perché abbiamo questo obiettivo. Poi all'ultima settimana di maggio ne riparliamo. Questa, il day after è per il futuro, quindi capire se un allenatore come lui possa rimanere e se questo organico era un organico che effettivamente poteva fare bella figura. L'ha fatto fino a un certo momento, un po' stentatamente, con grandi alchimie da parte del bravo Gattuso, però alla fine qualcosa deve cambiare. Noi siamo stati fortunati in due momenti in questa stagione: l'arrivo di Piontek, che si portava dietro il colpo di fortuna genoano, e il fatto che grazie a Piontek abbiamo nascosto tante lacune. Detto questo, se vuoi sapere la mia opinione, io magari andrò controcorrente e me ne assumo anche la responsabilità. Io Gattuso lo terrei, ovviamente, non terrei molti giocatori, ma punterei su di lui. Non considero, come hai detto tu prima, Maldini un personaggio ingombrante all'interno della società, perché ha rifiutato per ben 4 volte prima di dire sì. Entrare. Esatto, e ha aspettato che sia stato proprio Elliott in persona a chiederglielo. Considero Leonardo una persona di estrema esperienza e cultura, ma questo te lo dico anche per conoscenza personale, e considero il presidente, chiamiamolo così, una persona messa lì da Elliott per controllare. Il management è altro, insomma, lo sappiamo. E lo sappiamo molto bene. Quindi, detto questo, io terrei Maldini Leonardo. Quindi la parte dirigenziale e tecnica si mantiene, un po' di giocatori devono essere cambiati, poi bisogna vedere se ci sono questi. Quello sarà il grande problema. È il grosso problema. Sarà il grosso problema, perché se non arriviamo in Champions, credo che la prossima stagione del Milan sarà tutta cuore, corsa e modesti risultati da settimo, ottavo posto. Quindi Valerio, arrivato a un certo punto, l'allenatore dovrebbe essere mantenuto, anche se le voci dicono altro, parlano anche di Francesco riguardo a questo, un avvicendamento quindi alla guida tecnica e quindi una gestione di un gruppo di giocatori. Alcuni sono ancora, penso a Cutrone, anche se ci sono altri giocatori come Cialanoglu che sono un po' invisi, ma tutto sommato hanno ancora la possibilità di poter rimanere all'interno del gruppo, però devi comunque mettere dei tasselli molto importanti a centrocampo, soprattutto sulle fasce nella fase difensiva. Sei d'accordo sul mantenimento della guida tecnica e quindi anche la dirigenza sta facendo bene, oppure è solo una questione appunto di giocatori da cambiare? Dunque, che il momento sia delicato, usando il termine delicato sto facendo uso di un eufemismo. 5 punti, se non sbaglio, nelle ultime 7 partite. L'episodio di Chessy che ricordava Marco, ma voi provate a immaginare i tempi di Costa Curta e Maldini in campo se un episodio tipo quello di Chessy poteva succedere? Ma assolutamente no. Quindi è caduta ed è scaduta proprio la mentalità, il modello Milan, no? Quello sicuramente. Ma questo però non già c'è più. Da un po' di anni sì, però anche i vecchi proprietari hanno un po' creato questa crepa, no? Di questo modello che anche a livello proprio di gestione una parabola discendente, esatto, da tutti i punti di vista, compreso quello comportamentale negli spogliatoi, ma anche soprattutto purtroppo all'esterno. Ora però ecco, ci sono dei correttivi importanti da fare. Secondo me Gattuso ha terminato il suo compito al Milan, purtroppo voglio dire, ha fatto veramente un miracolo, come diceva lui, e io stesso da milanista, quindi non avrebbe la possibilità purtroppo, di proseguire? No, secondo me no. Ci sono 4 partite: Bologna, Fiorentina, Spal e Benevento, se non ricordo male. È come se si trattasse di 4 Champions League da vincere, 4 finali da vincere, punto, fine, stop. È detto, no, assolutamente, questo è
diciamo, l'obiettivo potenziale ed è l'unico risultato a cui ambire, a cui puntare, e non bisognerebbe pensare ad altro. È chiaro che poi c'è tutto il contorno, no? Quando si comincia a parlare di chi succederà a Gattuso, questa rosa ti ha soddisfatto? No, purtroppo no. Quindi, purtroppo no, nel senso bravo allenatore che ha saputo gestire anche i momenti di crisi. Lui è stato tipo a settembre, a dicembre e a gennaio è stato un momento veramente difficile in cui invece Gattuso ha fatto molto bene. Ma assolutamente, lui a Ringhio va assolutamente riconosciuto di aver fatto un percorso incredibile, perché lui quale altra squadra ha allenato prima del Milan? Nessuno. Delle squadre, ma sempre di totale emergenza, il Pisa, l'Oficreta, il Sion. Sì, ok, però il Milan in questo momento cioè, per quattro partite assolutamente si deve concentrare e vincerle con Gattuso in panchina, fine. Vabbè, questo sì, per forza. Il ciclo si chiude, però ecco, bisogna cambiare allenatore, ci vuole un allenatore vero. E quindi al 50% ci ritroviamo in questa piccola arena in cui da una parte appunto c'è Marco Rachella che invece è per il non assolutamente sostituire Gattuso per quel buono che ha fatto, e mentre invece dall'altra parte c'è più ipercriticità da parte appunto di Valerio riguardo a un allenatore che secondo me ha fatto molto molto bene, con un organico era veramente, come si può dire, come si dice in matematica, spurio, cioè tutti un po' differenti, difficili da assemblare in qualche modo. Vabbè, una cosa velocissima con la prossima slide, che siamo arrivati quasi alla fine, mancano una dozzina di minuti, vediamo un attimo per il prossimo slide. Quindi saranno famosi, nel senso che in un momento di crisi dal punto di vista diciamo di gioco del campionato italiano, con una Juventus che ammazza tutto e tutto, ci sono due squadre, una con un progetto bellissimo e l'altra che comunque in questi ultimi anni a poco è cresciuta, è salita, e quest'anno si sta un po' legittimando, probabilmente anche per problemi delle altre squadre come il Torino. Quindi ci si ritrova praticamente ad avere due squadre che a ridosso stanno ritornando un po' in auge, una di sicuro per chiaramente il passato storico e glorioso come il Torino, dall'altra parte un Atalanta che invece è arrivata ai piani alti con un progetto bellissimo. Volevo sapere il ragionamento riguardo a questo, di queste due squadre, quindi saranno famose, Marco? Io penso che ogni campionato di Serie A ci porta almeno un paio di outsider a diventare insider, mi riferisco al Chievo, all'Udinese di un po' di anni fa, al Sassuolo. Però crollano quelle. Allora, quelle crollano, ma non troppo, nel senso che il Chievo torna in B quest'anno per oggettive difficoltà, che insomma a già partire da -8, se non dico -3, insomma è stato qualcosa di... Ma è stato come una specie di -8, perché sì, prima di riuscire a recuperare quei 3 punti ce n'è voluto. Esatto. Detto questo, io penso che il progetto Atalanta possa essere l'innovazione del calcio italiano, e questo te lo dico con estrema tranquillità. Stadio, struttura, società, apparato giovanile. Tutto, l'allenatore con l'esperienza, allenatore che se metti in una big non otterrebbe gli stessi risultati, e tu ne sai già qualcosa, ma in quel mondo è il top. Non penso la stessa cosa, e Cairo non me ne voglia, del Torino. Penso che il Torino abbia un allenatore, e anche tu in questo caso ne sai qualcosa, sì, ma non fare riferimento a me, vai avanti estremamente bravo e competente, ma che per quest'anno abbia, per quello che tu hai detto all'esordio di questo intervento, usufruito della crisi forse un delle po' più altre delle squadre. altre. L'Atalanta non è una sorpresa. Non è una sorpresa, quindi potrebbe, è anche a 3 punti dalla terza posizione, quindi insomma può ambire anche qualcos'altro di più. No? Questo perché non ha giocato l'Europa League, perché non dimentichiamoci che l'Atalanta non è entrata in Europa League per davvero una sfortuna immensa, perché è partita malissimo, ha avuto un contraccolpo, poi aveva dei giocatori fuori per infortunio, stesso Ilic si è rientrato, quando è rientrato lui e la squadra assolutamente sì. Sentiamo un attimo invece Valerio riguardo a questo brevemente, perché abbiamo anche un po' le altre cose da dire. Per rispondere alla tua domanda, sì, cioè saranno famose, sì, tutte e due. Allora, l'Atalanta sta vivendo un momento magico, perché è lì in zona Champions, che voglio dire, un obiettivo. Se a un tifoso dell'Atalanta a inizio campionato avessero chiesto: ma tu pensi che andremo in Champions? No, oggettivamente no.
quindi un momento veramente magico dettato dai risultati, e credo che quelle ultime 4 partite potrebbero confermare un trend veramente molto molto positivo. Torino, quando è il derby? Sabato o domenica? Mi sembra domenica. Domenica, ok. Ecco, la partita di domenica del derby sarà o la conferma o la smentita definitiva, cioè in base al risultato del derby veramente ci sarà, come posso dire, la parola fine cioè la parola definitiva sulla stagione del Torino. Se il Torino dovesse riuscire a sbancare con la Juventus, allora veramente anche dal punto di vista psicologico vuol dire che la squadra incomincia ad essere, ma anche un pareggio sarebbe un buonissimo risultato. Bene, allora a questo punto entriamo nelle pieghe velocissimamente per ciò che riguarda appunto il prossimo turno, che è il 35esimo turno appunto della Serie A. Vediamo un attimo la classifica velocissima. Devi proprio mostrarla? Sì. Sì, rimaniamo qui tanto qui a fianco potete vedere tranquillamente il punteggio che hanno tutte le squadre, insomma, quindi la partita in teoria più importante sulla carta sarebbero le prime 4, nel senso che Lazio-Atalanta, perché sono vicine, quindi se vince l'Atalanta fuori casa, che è una squadra molto difficile, quando va fuori casa segna tantissimo, prende anche molti gol, e la Lazio che ha qualche problemino perché è un po' altalenante. Se l'Atalanta battesse la Lazio, ovviamente l'Atalanta andrebbe sempre al 4° posto e la Lazio abdicherebbe completamente i suoi sogni di gloria. Poi ci sono 3 partite che sono i famosi intrecci, che si diceva all'inizio della trasmissione: Udinese, Bologna e Genoa, che incontrano Inter, Milan e Roma. Guarda caso sono 3 squadre che sono proprio lì in un momento veramente difficile e spasmodico, perché siamo a ridosso appunto della fine del campionato, ultime 4 partite, con l'Inter a 62, il Milan a 56 e la Roma a 58, che devono assolutamente far punti per l'Inter per tenere a distanza l'Atalanta, e il Milan e la Roma per cercare di avvicinarsi all'Atalanta, che è la 4ª in classifica. Quindi sono 3 partite più, come resa ovviamente Lazio-Atalanta, veramente molto molto importanti. Poi per il blasone, ma anche per la classifica del Torino a 56 punti, c'è questo Toro, Juventus-Toro, quindi 88 contro 56, e quindi sarà una bella partita. Importante è anche quella Empoli-Fiorentina, in quanto l'Empoli è a 29 punti. Se battesse la Fiorentina, che è in una fase veramente interlocutoria, si ritroverebbe a 32 punti, e ipotizzando una sconfitta dell'Udinese con l'Inter si troverebbe veramente ad agganciare quasi la 4ª posizione dell'Udinese. Poi le ultime 4 partite sono partite interlocutorie che non dicono molto, saranno sempre interessanti da vedere, in quanto Parma-Sampdoria è distante dagli obiettivi, Sassuolo ha raggiunto la sua promozione, il suo mantenimento alla Serie A, il Frosinone non riesce a raggiungere la terzultima posizione a 6 punti appunto dall'Empoli, Napoli dovrebbe vincere col Cagliari tranquillo, il Chievo e Spal, una partita godibile che se la giocheranno fino in fondo come vogliono. Quindi adesso a questo punto la palla è a voi per ciò che riguarda, al di là della partita che appunto è Milan-Bologna, che siete milanisti, quale partita andreste a vedere, che è sempre una domanda che faccio agli amici presenti in studio. Io penso che, guarda, Lazio-Atalanta, su tutte Lazio-Atalanta. Penso che sia la partita che possa dare una svolta a questa impasse emozionante. Ovviamente da milanista ti faresti una vittoria della Lazio. Io da milanista ovviamente ti farei una vittoria della Lazio. O hai paura che si avvicini la Lazio, che puoi reputarla più completa? Il pareggio sarebbe una cosa bellissima, ecco, bellissimo. Sarebbe bellissimo, però al di là di tutto questo, indipendentemente che dobbiamo battere il Bologna di Mihajlovic e che la vedo anche lì, vabbè, diciamo che tiferei tendenzialmente Lazio, per una vittoria della Lazio, perché bisogna dare una frenata a questa Atalanta. E qua ti parlo ovviamente non da sportivo ma da milanista, ovviamente. Però credo che sia la partita più interessante da vedere. Quindi sei d'accordo? Anche tu sei d'accordo riguardo a questo? Quale vedresti? Udinese-Inter. Udinese-Inter, perché sarà veramente uno scontro all'ultimo gol. L'Inter vuole mantenere assolutamente la posizione, se non addirittura migliorarla. L'Udinese è una squadra pericolosa, molto pericolosa, gioca in casa, ha il pubblico dalla sua parte
quindi sarà veramente un bellissimo match. Perché potrebbe essere veramente una situazione perché l'Inter potrebbe anche toppare una partita del genere, credo che sia difficile, però anche lo stesso pareggio si porterebbe, a fronte di una vittoria ovviamente dell'Atalanta in casa con la Lazio, attaccati tutti al terzo posto, e quindi insomma non so quanto sarebbe, cioè importante comunque in ogni caso, ragazzi, è fare veramente il risultato. Queste partite sono degli incroci incredibili, che veramente il destino è riuscito ad assestare dei colpi incredibili da questo punto di vista. La partita per esempio invece parlavamo prima della Juventus e del Toro, quindi è un discorso, Valerio, da un punto di vista diciamo così, insomma il Torino potrebbe effettivamente salire a qualcosa di più di battendo una Juventus, al di là della stracittadina, veramente a 59 punti, potrebbe combattere fino all'ultimo, sì, battendo la Juventus. Sarebbe uno smacco incredibile per la Juventus, perché è vero che hanno già archiviato lo scudetto, però giustamente sono dei professionisti, quindi non possono permettersi scivolare così. Domando a Marco Rachella se invece tifa Juventus in questo derby ovviamente torinese. Guarda, io rispondo a lui invece. Sì, se la Juventus, certo, avesse 71 punti, quindi uno in più del Napoli, sarebbe una partita senza storia a mio giudizio, anche perché le ultime extra cittadine, e credo che a memoria vadano da 5 campionati a questa parte, il Torino ne ha perse tutte, ne ha pareggiata una, sì, a memoria sto andando, quindi, non vicino a un bel po'. Quindi se la Juventus non avesse ancora vinto lo scudetto potrebbe essere probabilmente una partita già scritta, così invece potrebbe essere una partita che si giocano. Ecco, l'ultima cosa invece Milan-Bologna, visto che siete milanisti, allora Milan-Bologna, pronostico secco, Mihajlovic a 37 punti, potrebbe anche pensare di portare via un pareggino, la vittoria vorrebbe dire 40 punti e salvarsi. Mihajlovic è una vecchia volpe, noi milanisti ne sappiamo qualcosa. Viene a Milano sicuramente per fare un bel pareggio, se gli va, come dire, come è andata con l'Inter alla sua prima panchina bolognese, e spugnare San Siro potrebbe essere una cosa divertente. Al di là di tutto questo, secondo me finirà 1-0 per il Milan. Per il Milan. Valerio invece? Domenica vincerà il Milan. Lunedì, mi sembra che giochi lunedì gioca il Milan. Assolutamente vincerà il Milan, perché non può permettersi un altro risultato, quindi. E andrebbe a 59 punti con un'Atalanta, se perde con la Lazio, ipotizziamo, la Lazio vince e batte l'Atalanta, va a 58, l'Atalanta a 59, il Milan se batte il Bologna va a 59, la Roma ha una partita molto difficile con il Genoa, perché il Genoa sta veramente scivolando, e quindi nel caso a 61 rimane a 59, quindi ragazzi è veramente un turno fantastico. Se invece la Juventus perde nel derby appunto a Torino, il Torino andrebbe a 59 punti, ci sarebbe un truppone incredibile a 58-59 punti, e le ultime 3 partite di campionato sarebbero una cosa meravigliosa da questo punto di vista. Siamo arrivati alla fine, cominciamo quindi con la parte che riguarda, come dicevo prima, anche la beneficenza, e mi rifaccio a un collegamento di Silvio Music Radio di quest'ultimo periodo, e quindi Silvio Music Radio, poi magari parlerà anche appunto Marco, è in collaborazione, patrocinatore diciamo di questa iniziativa con Nutri-Aid, con i bambini contro la fame, che non riguardano quindi solo i bambini ma ovviamente anche le mamme, che devono sostenere queste situazioni, queste creature in difficoltà. E quindi se volete inviare un sms o chiamare appunto in diretta ora da rete fissa 45 58 5 dal 28 aprile all'11 maggio, mi raccomando, se avete intenzione di dare una mano, ovviamente Che Calcio Che Fa si fa portatore di questo messaggio. Poi abbiamo invece i prossimi appuntamenti, e quindi vediamo come al solito la nostra bella tabella, quindi venerdì sempre a ore 21 Che Calcio Che Fa su Lombardia TV, e sabato ricordatevi sempre alle ore 18 in replica. Poi abbiamo alla radio silviamusicradio.it, ricordatevi di scaricare l'applicazione, lunedì alle ore 15, e la collaborazione è sempre con il gruppo di Lombardia TV con l'emittente Lodi Crema TV canale 111, e poi sul web qualche notiziola ogni tanto, qualcosa simpatico, andate a leggere checalciochefa.com. Quindi siamo arrivati ai saluti, quindi io innanzitutto rinfresco la memoria dell'ultima prova letteraria del nostro caro amico Valerio Esposti, che è un incontro e per sempre, quindi ti ringrazio per l'incontro che abbiamo avuto oggi qui a Che Calcio Che Fa, quindi grazie per essere venuto a Valerio.
Grazie a te, grazie a Fulvio, grazie a tutti gli spettatori. Vi aspetto sabato 18 maggio a Milano, Polo Ferrara, via Mincio 23, che è zona Corvetto, perché ci sarà una presentazione, un evento legato al libro. Allora, cercheremo di esserci indubbiamente, quindi in bocca al lupo, o anche per altri progetti futuri. So che devi scrivere altro, quindi non ne abbiamo avuto modo di parlare, però vorrà dire che sarà lo spunto per vederci un'altra volta qua Che Calcio Che Fa. Dall'altra parte invece io saluto chi ha fatto gli anni, quindi si è concesso indubbiamente a Che Calcio Che Fa stasera. Ringraziamo quindi la famiglia di Marco Rachella che lo aspettava, però domani festeggerete, giusto? Guarda, io adesso finisco qua, vado a casa, passo un compleanno, una serata in famiglia, weekend purtroppo lavoro, sai che il mio lavoro mi porta sempre in giro, per cui grazie per l'ospitalità e ti ringrazio anche mia moglie, così ho avuto il tempo di prepararmi la sorpresa e adesso vado a casa a godermi figlia, moglie e cane. Va bene, e qui siamo Che Calcio Che Fa, siamo tutti in famiglia, quindi va bene tutto. Settimana prossima, se volete trascorrere un'oretta in simpatia parlando di calcio e altro, ricordatevi di sintonizzarvi sul canale 99 di Lombardia TV. Ciao!